Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo video. Sono tornato adesso, come potete vedere, anzi fatemelo levare la mascherina che sto schiumando. Sono tornato adesso a casa da casa della mia ragazza e quindi video post partita di Spal Cagliari. Allora ci vengo a dire che sarà penso un video veramente molto breve, perché la partita non è che l'abbia poi vista così tanto. Ho visto i primi 20 minuti, me li sono persi completamente, poi il resto l'ho vista ma non l'ho vista, diciamo. Partita, per quello che ho visto, brutta. Non dirò che secondo me è il migliore, il peggiore, perché appunto ve l'ho spiegato. Però partita che per quello che ho visto io non si discostava tanto dalla partita vista a Verona. Diciamo che sommariamente secondo me è sempre il solito Cagliari. Ci ha detto culo specialmente in due circostanze. La prima è Olsen, che ha praticamente perso i connotati e ci stava a rischiare il gol de Cerri, stava a rischiare il gol dell'ex. Allucinante, veramente allucinante. Raga, sto veramente grondando. E appunto Olsen che ha praticamente perso tutti i connotati facciali per quella parata. E poi c'è il gol di Simeone su assist di João Pedro. Meno male. Non so da quanto accadeva il fatto che Simeone segnasse in 2 partite consecutive. Era veramente da tanto, ma sono molto contento per lui, perché se lo merita. E va bene così, sono 3 punti assolutamente fondamentali, anche un po' una boccata d'aria per quella che era la situazione del Cagliari. Però per quello che ho visto, contento anche dell'esordio di Carboni. Intanto non so se si vedono le goccioline che scendono, ma una cosa allucinante. Però secondo me c'è poco da festeggiare, c'è veramente poco, perché il Cagliari stava rischiando di pareggiare una partita 0-0 contro la Spal. Per carità, intanto sei la gocciolina. Tutto rispetto per la Spal, per i tifosi e tutto quanto, però rendiamoci conto che siamo nettamente superiori a loro, e portarsi lo 0-0 fino al 92esimo, 93esimo, che minuto era, e rischiare di finire la partita con un pareggio sarebbe stato un qualcosa di veramente tragico, perché la Spal è una squadra veramente molto fragile. Per carità, abbiamo vinto, ma c'era il serio rischio di portarsi a casa soltanto un punto. Quindi assolutamente contento ovviamente per la vittoria, però non continuo a vedere l'effetto Zenga. Mi sembra sempre il solito Cagliari, sembra che Maran non se ne sia mai andato dalla panchina del Cagliari. Non lo so, speriamo bene per la prossima, perché bisogna fare qualcosa, bisogna veramente fare qualcosa. Niente raga, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.